Questo terzo video del progetto Life VSTOR 2 è dedicato al sistema di captazione e stoccaggio dell'acqua piovana qui all'azienda Valle Vecchia di Veneto Agricoltura a Caorle. In questi ambienti marino-costieri la gestione dell'acqua è di fondamentale importanza, in quanto spesso la pioggia costituisce l'unica possibilità per garantire l'approvvigionamento idrico necessario alla pratica agricola. Siamo all'azienda Valle Vecchia, in gestione a Veneto Agricoltura, un comprensorio di bonifica di circa 900 ettari, di cui 430 circa dedicati all'agricoltura. L'azienda si trova proprio a ridosso del mare, tra le località di Bibbione e di Caorle, e risente del problema della risalita del cuneo salino. I terreni dell'azienda agricola Valle Vecchia sono sistemati con una modalità tradizionale cosiddetta a larghe o alla ferrarese. Questa sistemazione prevede che ciascun appezzamento abbia una forma rettangolare, con un'altezza dell'asse centrale e longitudinale leggermente superiore a quella dei bordi, allo scopo di facilitare lo sgrondo delle acque verso l'esterno e la loro raccolta nelle scoline. Le acque di deflusso che si raccolgono nei capifosso, con il loro carico di sedimenti e di fertilizzanti, vengono convogliate all'interno di bacini di fitodepurazione, costituiti da aree naturaliformi, all'interno delle quali le acque transitano lentamente. Le acque che sgrondano dai terreni, filtrate attraverso le aree di fitodepurazione, costituiscono il patrimonio idrico su cui può contare Valle Vecchia per garantire la fertilità dei suoi terreni. Francesco Fagotto ci spiegherà ora tutto questo. La previsione del cambiamento climatico e il conseguente innalzamento dei livelli marini fanno temere un aumentare della salinità presente nei suoli. Da qui la necessità di una gestione oculata dell'acqua dolce e delle strategie volte a un adattamento al cambiamento climatico. All'uscita dalle aree di fitodepurazione, le acque vengono fatte transitare attraverso delle chiaviche automatizzate, che costituiscono il primo importante elemento per la gestione dei flussi idraulici e del livello della falda all'interno delle aree coltivate. Tutte le acque si raccolgono quindi nel canale Sbregavalle, che costituisce l'asse portante del sistema idraulico di Valle Vecchia e che è in collegamento con uno dei collettori principali del sistema di bonifica della laguna di Caorle e Bibbione, da cui è separato da un sostegno. Questo plastico permette di vedere chiaramente come il sostegno separa l'intero sistema idraulico di Valle Vecchia dalla rete di bonifica. Grazie a questo manufatto è possibile regolare il flusso dell'acqua raccolta dal canale Sbregavalle verso la laguna esterna. Attraverso un sistema di pompe, le acque del canale Sbregavalle possono essere caricate in un grande bacino di stoccaggio della capacità di 160.000 metri cubi, che costituisce la riserva idrica indispensabile per la implementazione delle strategie di gestione dell'acqua proposte dal progetto Life VSTOR 2. Un sistema di sensori per la stima della salinità delle acque e di piezometri per la misurazione della profondità della falda trasmette in continuo in modalità wireless i dati necessari per interpretare la situazione idraulica all'interno dell'area coltivata. I dati vengono captati da una stazione ricevente, presso la quale essi vengono elaborati ed analizzati tramite un software dedicato.
Il software aziona, sempre in modalità wireless, il sistema di chiaviche e di pompe, al fine di gestire l'acqua dolce in funzione della sua qualità e del fabbisogno delle colture, ma anche allo scopo di favorire il dilavamento del sale che tende ad accumularsi nel terreno, migliorando così la fertilità dei suoli. Abbiamo quindi visto quali sono gli elementi principali che consentono la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua piovana a Valle Vecchia, dalle scoline al canale Sbregavalle e al grande bacino di accumulo che costituisce il cuore dell'intero sistema. Life Boostor 2 ha integrato tutti questi elementi in un modello di gestione dell'acqua innovativo e con l'impiego di tecnologie avanzate. Nel corso del progetto sarà dimostrato come questo modello è in grado di assicurare la fertilità dei terreni, anche nelle zone interessate dall'aumento di salinità dei suoli, favorendo la conservazione della natura e della biodiversità.